La Prefettura di Agrigento segue costantemente l'evoluzione della situazione nella nostra provincia e che al momento si interviene ancora con i sistemi ordinati, attivati anche i meccanismi di protezione civile e che si segue con attenzione l'evolversi della situazione a cominciare dal centro di Sciacca. Ho letto in queste ore la dichiarazione di un cittadino di Siracusa che, con riferimento a quello che è successo ieri 8 marzo, ha reso noto che lui spontaneamente, con tutto il cuore di padre, ha telefonato a suo figlio a Milano e lo ha invitato a non muoversi, rendendosi conto prima di tutto della dimensione civica di un gesto di questo genere e in secondo luogo delle esigenze di tutela della salute del suo stesso ragazzo. Su quello che è successo nelle ultime ore in tutta Italia, le autorità di governo hanno adottato disposizioni e anche il Presidente della Regione siciliana ha predisposto un'ordinanza contingibile urgente. Per quanto riguarda la Prefettura di Agrigento è inutile dire che da giorni attraverso gli organi di protezione civile e attraverso i vertici delle forze dell'ordine seguiamo costantemente l'evoluzione della situazione per adottare le misure che l'ordinamento ci consente di adottare, nel rispetto dei diritti di tutti e nella considerazione di una situazione che in questo momento, per fortuna, sotto il profilo igienico-sanitario, consente ancora a tutte le autorità competenti di intervenire con i sistemi ordinari. È comunque attivato il meccanismo di protezione civile che si riunisce regolarmente e che segue l'evolversi della situazione, in particolare nel centro di Sciacca che, come tutti sappiamo, ha già avuto un primo contatto diretto con il virus. La raccomandazione che viene da parte della Prefettura e di tutte le altre autorità è intanto una conferma della massima attenzione dell'apparato pubblico e la sottolineatura che ha fatto il Presidente della Repubblica già diversi giorni fa rispetto all'esigenza imprescindibile che in casi come questi ci sia la massima collaborazione dei cittadini e quindi mi permetto di richiamare anch'io l'attenzione di tutti sul rispetto delle disposizioni, perché solo conformando la nostra azione alle regole che sono state indicate dal Governo e che derivano da un'attenta valutazione di autorità sanitarie altamente competenti, abbiamo una possibilità e una speranza di arginare l'ulteriore diffusione del contagio. Vi prego di attenervi a queste disposizioni, grazie a tutti.